Un protocollo è stato siglato tra lo Stato italiano, alla presenza del ministro dell'Interno Lamorgese, che ieri in visita istituzionale a Palermo, con il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, e che ha interessato le chiese della nostra regione che appartengono al fondo del Viminale. Metterle in sicurezza con fondi che arriveranno dal prossimo PNR. I lavori di restauro saranno coordinati e verificati dalle varie sovrintendenze regionali. Per Musumeci un intervento importante che, oltre a consolidare il patrimonio esistente, serve anche per rilanciare il settore turistico, dare la possibilità ai tanti visitatori di godere di questi beni di grande valore storico-culturale, con la voglia di aspettare milioni di persone dopo questo triste momento di pandemia che anche la nostra isola ha vissuto. Così conclude Musumeci. È un protocollo importante perché, in vista delle risorse che arriveranno dal PNR, che ha previsto un considerevole circa 500 milioni per tutte le chiese d'Italia, però consideriamo che la Sicilia è un territorio dove ci sono tante chiese del Fondo Edifici e Culti, e quindi la collaborazione che oggi abbiamo deciso di avviare, consacrato con un protocollo, è proprio quello di stabilire chi fa e che cosa, e un grazie alle sovrintendenze regionali che seguiranno anche l'esecuzione dei lavori. Dalla Sicilia parte un segnale forte da parte del Ministero dell'Interno, quello di mettere in sicurezza alcuni edifici sacri, in questo caso quelli appartenenti al fondo dello stesso Viminale. Per noi è importante intanto tutelare una parte del nostro patrimonio artistico monumentale e poi valorizzarlo per consolidare l'offerta turistica di una regione come la nostra, che vuole riprendersi partendo proprio dal turismo, perché abbiamo la voglia di ospitare milioni e milioni di visitatori dopo aver vissuto un dramma umano ed economico dal quale adesso vogliamo davvero definitivamente liberarci.